Oggi doveva essere, diciamo, l'occasione giusta per come dire, uscire pubblicamente anche nei mezzi di informazione con l'adesione specifica, quantomeno insomma, alla battaglia cittadina che sta portando avanti il comitato, ed eventualmente insomma, noi auspichiamo che sia così, il fatto anche di percorrere l'iter dal punto di vista legale, insomma, ecco, o come soggetti come dire, oppure mettendosi in rete anche con gli altri su questo, in modo... Sì, io avrei piacere di capire se i singoli partecipanti, chi rappresentano e a che punto siamo. Renzo incomincia. Abbiamo discusso subito dopo l'incontro che abbiamo avuto con voi, da parte della nostra associazione c'è il massimo appoggio, quindi appena possibile avere senz'altro la documentazione per quanto rispetta il nostro legale rappresentante e presidente. Siamo qua. È molto sentita da parte dell'associazione e degli artigiani stessi. La speranza è di farli partecipare e rendere il più possibile partecipi a questo. Sì. Sensibilizzare più che altro, perché la sensazione che abbiamo è che più cresce quel cubo di cemento armato, meno ci si rende conto di quello che sta succedendo. C'è l'ultima scambio delle analisi maggiore, tutto finito. No, questo dobbiamo cercare Di educare, speriamo. di intervenire prima. Metteremo i cavi con antisommergibile sulla riga, cosa. Ma la volontà è comunque dei singoli o della Confartigianato? in questo momento è la Confartigianato, però parlando con gli associati, quei pochi che abbiamo potuto incontrare, penso che sia un sentimento, ma non solo, penso che tutti quanti. Un contrario vuole capire il perché. Sì, ma allora ribadisco, io ho bisogno da parte di ciascuna associazione o cooperativa, poi alla luce dello statuto, di ciascuno statuto, chi è il soggetto legittimato e se prevede per ogni azione in giudizio, se si prevede una delibera del Consiglio direttivo che autorizzi il Presidente, immagino, al conferimento del mandato. Ecco, allora noi abbiamo della Confartigianato i recapiti per comunicare esattamente quello che ci serve. Documentazione? Sì. No, non l'abbiamo. L'autorizzazione del Presidente alla fine. Sì, ma io poi queste cose qua me le scrivo tutte. Allora sia richiesta. Allora sì, bisognerà fare un passaggio. Bisogna che... però se i tempi sono quelli che avete detto. Bisogna fare un passaggio veloce, sì. Domani. Che il tempo di riunione. Ma col lavoro. E poi ci sarà la necessità stampa ha dato via per l'appoggiare il tutto. Ora darò alla direzione provinciale il dettaglio quanto è stato detto stasera e eventualmente i recapiti li avete, mi date la lista di quello che serve. Abbiamo la mail, vero? La mail non lo so, il numero di cellulare ce l'ha, però non ho problemi a lasciare. Per noi così, interessanti, così. Informa l'Assemblea che il Consorzio, il Cogevo, aderisce sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico all'iniziativa che il Comitato sta mettendo in piedi. Perfetto. Quindi lo chiamate, dopo vi darò il numero, lo chiamate. Ce l'abbiamo? Sì. Faccio solo il portavoce e basta. Sì. Per aiutare il tipo di lavoro della... che non sono iscritti a nessuna associazione e ci hanno detto che anche loro volentieri magari parteciperebbero. Vediamo magari di metterli assieme, non so, vediamo in quale gruppo stare. Ok. Poi Roberto là dietro. Scusa. Sì. Che insieme con Conf Esercenti, Aspos hanno fatto la conferenza stampa del giorno e quindi... E poi anche sono stato incaricato di avvisare che appunto c'è anche Ascom, Commercio anche e Gruppo Turismo.
E gruppo turismo, perfetto. Allora Roberto, se non ti dispiace, magari ci troviamo un attimo e... Visto operativo. Sì. Ecco, però sarebbe importante capire un attimo, in base a quello che dicevi prima, se le cose verranno fatte singolarmente dalle singole associazioni o i vari gruppi, turismo, pesca, porto, eccetera. Questo sarebbe anche importante. Quindi penso che le varie associazioni sarebbe importante per loro anche, penso, in base all'idea che hanno a disposizione economica, insomma, capire un attimo come muoversi. Dita questa crocieristica, quindi è un mancato introito quello, e dopo tutto il discorso lega appunto all'attività portuale, all'attività marittima, al transito di queste navi, alle difficoltà che creerà nei passaggi. Io vedrei bene queste due distinzioni, ecco. Andare ulteriormente a fare altre distinzioni mi pare difficile. Per dire, anche gli artigiani con gli albergatori sta bene, perché se gli albergatori ci pescheri, dopo gli artigiani persistono. Se fanno un discorso, magari è un discorso stupido, correggeme se dico monade. Quindi potrebbe essere un unico gruppo turismo, commercio, artigiani. Sì, io siete voi però che dovete decidere. Stavo facendo l'esempio delle navi della crociera, interessano sicuramente il turismo, ma anche i commercianti, gli artigiani, perché se ti arrivano 3-4 mila persone in centro storico, arrivano a sottomarina, è logico che siamo tutti coinvolti. Ecco, l'unico problema nel momento in cui ci fossero al vostro interno delle difficoltà, è chiaro che magari si possono fare anche le cose separate, ma se si riesce finalmente in questa città penso che l'obiettivo sia a fare, non si riesce a a cui però sì, ciò che è fatta pesca, turismo, storia, questi sono i tre settori importanti e quindi questi sarebbero i tre. Quindi cerchiamo di lavorare in questo senso, ecco, mettendo assieme le varie tipologie. Quindi scusate per capire, allora i signori parlavano per, se ho ben capito, per ASA, per ASCOM e Gruppo Turismo, e avete i reparti ascolto ma poi ci troviamo e li scriviamo tutti, perché i nomi e cognomi dei legali rappresentanti, queste cose, insomma, sì, ci mettiamo. Poi non so se serve sapere più o meno quanti. Un po' me ne vergogno, in senso da dire. Rappresento una parte della pesca, insomma io sono il consorzio armatore, porto la voce del consorzio, abbiamo fatto la riunione nostra interna e sinceramente lo dico sempre, i pescatori hanno la testa dura. Cosa c'è più dura al mondo? L'acciaio, hanno la testa ancora più dura dell'acciaio. Questo perché? Perché ci è spiegato cosa ci andrà incontro, il comitato ci ha spiegato cosa che succederà, non la vogliono ancora capire. Nel senso da Dio dicono, tanto questi vincono sempre loro, perché hanno i soldi, hanno la potenza, hanno Roma che li sostiene, vincono sempre loro, quindi fare una battaglia contro loro è una battaglia persa. Allora io ho spiegato, se non andiamo anche a battagliare sui nostri diritti, cosa facciamo? Che siamo già persi in partenza. Allora io ho venuto fuori questo. Tanto volevo sapere in quanti, non solo noi, ma in quanti nel mondo della pesca ci stanno. Mi fa piacere che il Chiodo questa sera ha portato il Cogevo, che loro ci stanno, questo veramente mi fa, veramente, da una parte essere orgoglioso di essere pescatore, perché non sono della sua categoria, però sono orgoglioso di quello che sta facendo il Cogevo. Dalla parte l'altra non sono orgoglioso, come ho detto prima, dei miei colleghi. Allora loro vogliono sapere, se ci stiamo tutti, ci stiamo anche noi. Quando c'è da spendere, perché se quella è una certa cifra ci stiamo, a una certa cifra non ci stiamo più. Dopo qualcuno dice, ma tanto come ho detto prima, tanto vincono sempre loro, quindi cosa andiamo a battagliare? Poi il settore di questi giorni qua, che è venuto fuori un rappresentante, fra virgolette dico rappresentante, che ho sentito che va prodigando in giro, che dice sì, tanto io mi sono informato tramite Venezia, il comandante, mi sono informato tramite il comandante del porto, tramite le autorità marittime, lo faranno. Quindi già portano la voce che questo verrà fatto. Quindi anche se qualcuno prima ci credeva, adesso non ci crede più. Poi viene fuori sempre questa persona qua,
dice sempre andare sui giornali noi ci siamo presenti, se a tirare fuori i soldi non ci siamo. E avevo capito di che si parla. Allora per questo prima adesso mi vergogno anche di intervenire. Comunque le riunioni che abbiamo fatto al nostro interno, sinceramente non ci stiamo tutti, siamo pochi che ci stiamo, e fare singola ditta, forse come ho detto prima, i preventivi di soldi per qualcuno è un po' troppo, perché anche il mondo della pesca non è che naviga, insomma non naviga tanto bene. È venuta fuori l'idea però di sostenere il comitato, casomai con uno so, siamo in 5-6, qualcuno tira fuori quello che può tirare fuori e diamo sostegno al comitato. Questo è un po' il sentore che c'è nel mio consorzio. Dopo io farò un'altra riunione, perché io ho detto facciamo un'altra riunione per vedere se casomai veramente portiamo come associazione o come consorzio di venire fuori insieme con tutti gli altri, però questo non prometto niente. Dico questo. Ha dichiarato che avrebbero dato l'adesione operativa a quello che il comitato sta facendo. Quindi vi inviterei a contattarlo direttamente. Il rapporto o Spinadì. Spinadì ha mandato un messaggio, ha detto che era a Roma o un altro. Spinadì non è presente per ragioni personali. Lo chiamate, naturalmente io non mi ha dato delega, quindi ripeto la dichiarazione che Spinadì ha fatto quel giorno, ha detto alleanza cooperative, che vuol dire quindi Confu cooperative, Lega cooperative, danno l'adesione. Li chiamate e verificate se, come tramutare la disponibilità dichiarata in disponibilità concreta. Grazie, sì. Quindi facciamo Vale dopo. Questa è l'associazione che si chiama? Associazione Albergatori ASA, vero? È sempre ASA. Sì. E invece il consorzio di cosa raggruppa, che a me non è chiaro. Le categorie che aderiscono alla fattibilità di quello che è il programma. Sì, le categorie che aderisse agli Lidi di Chioggia, Veselasco, Veselasa, dopo Confesercenti, poi ci sono a livello individuale, chi aderisce al consorzio. Al consorzio aderiscono imprese private, alberghi, campeggi, villaggi turistici, house boat, qualsiasi tipo di struttura che sia di servizio del turismo. Lui rappresenta la programmazione turistica e l'immagine del turismo in città e al di fuori. Questa è la promozione riconosciuta dalla legge regionale 11/2013. Abbiamo il consorzio di promozione. Lui nella sua sensibilità aderisce al programma, parlando già che abbiamo già dinamiche economici su questa cosa, perché quando noi ci arrivano le prenotazioni, a noi ci dicono quanto siete distanti dal deposito GPL, ci dicono, ecco, allora questo va già a ledere l'immagine della località, bisogna tenere conto di questo. Allora noi ospitiamo i clienti, lui fa la promozione all'estero e divulga l'immagine. Questo c'è il consorzio. Poi che ha un suo consiglio di quindi ha un suo consiglio direttivo, un suo presidente. Sono le categorie, i membri degli associati, e c'è tutto un numero di persone che non sono delle categorie e che magari non vogliono essere nel comitato, ma hanno questo interesse che insomma è molto sentito. C'è qualche possibilità, qualche forma, o bisogna costituirsi per forza in un'associazione? Allora diventa tutto più complicato quello di la strada maestra. E se questa cosa si poteva costituire in una nuova associazione, in qualcosa? No, la nuova associazione costituita ad hoc per contrastare. Allora si invita l'eventuale, diciamo così, che vada sull'associazione di pertinenza. Esatto, di pertinenza, che dia il supporto che ritiene di dare, di poter dare. E il singolo cittadino è nel comitato. Esatto, sì, diventa altrimenti un'operazione davvero complicata. Anche perché organizzare l'associazione vuole
il singolo cittadino c'è già il comitato. Quindi gli operatori economici ci sono. Fate chiarezza sui costi dell'operazione, perché dopo io sento la retrovia, è evidente che più sono i partecipanti e più si abbassa il costo, avvocato, penso. E quindi ecco, siate chiari in modo che dopo non ci siano, ma mi sembrano troppi, mi sembrano pochi, insomma. Cercate di essere fin dall'inizio, ma i costi sono quelli che ho detto prima, non è che ci allontaniamo molto, cioè per ciascuna associazione o consorzio dai 2 ai 3.000 euro oltre gli accessori fiscali. Possiamo essere più vicini ai 2, più vicini ai 3, non è che cambi molto raggrupparli in uno stesso atto di intervento, perché il lavoro di presentazione, di documentazione rimane. Ecco, quindi singole associazioni, sì, evidentemente. sì, ogni singola